Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. E la linea torna ad Antonino Danna. E allora, rieccoci, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Adesso è il momento di parlare con Emanuele Boffi, il direttore dei Tempi. Ci ha mandato questo audio. State a sentire che cosa c'è su Tempi questa settimana. E poi dopo c'è un pezzo a sorpresa. Vai, Federico. Questa settimana su Tempi ci siamo soffermati soprattutto su due fatti che ovviamente hanno colpito tutti. Il primo, è ovvio, è stata l'alluvione e abbiamo cercato di raccontarla non solo, diciamo, facendo la conta dei danni, la conta tristissima dei danni, ma anche cercando di far parlare le persone che per prime erano implicate in questa alluvione, per cui le persone che hanno visto la loro casa distrutta, hanno visto le loro cose perse e magari anche che hanno perso i loro cari. E venivano fuori due sentimenti diversi ma entrambi interessanti. Il primo ovviamente la disperazione, perché davvero non è il momento della retorica, c'è gente che ha perso tanto, c'è gente che vede con grande difficoltà il futuro, sia per quanto riguarda l'abitazione, ma anche basta pensare a tutto l'aspetto lavorativo. E quindi appunto, come ci ha raccontato una nostra corrispondente, una nostra giornalista che abita in quelle zone, ha detto c'è tanta disperazione, non è il momento dei sentimenti idilliaci, molti patiscono la botta e quindi diventa ancora più necessario capire dove si può ripartire, dove si può ricostruire. Dall'altro lato però c'è anche un'altra cosa che bisogna sottolineare, secondo me, secondo noi, secondo Tempi, non l'abbiamo fatto ovviamente solo noi, l'hanno fatto anche altri, ed è l'aspetto di questa grandissima generosità per cui tanta gente è andata a aiutare chi era stato alluvionato. E così anche un altro nostro corrispondente ha raccontato appunto di questa massa di volontari che si sono recati in Emilia e che con altruismo, con generosità hanno aiutato a recuperare quello che si poteva recuperare, a volte spalando il fango anche col dubbio che servisse a qualcosa, perché come sapete appunto la situazione è in divenire e continuamente è difficile, però al tempo stesso anche tanta gente, come dire, grata di questo aiuto. Ovviamente non basta questa gratitudine per ricostruire, però è anche vero che molti dei nostri giornalisti hanno registrato questo sentimento e forse è proprio da lì che si può ripartire per ricostruire qualcosa da questa positività che si è vista sulle cose e non tanto sui discorsi. L'altro argomento su cui ci siamo concentrati noi di Tempi, come tanti altri, è stata l'aggressione alla ministra Roccella al Salone del Libro di Torino. Ovviamente lì i fatti sono chiari per chi abbia l'onestà di riconoscerli. Una persona che era stata invitata, una ministra che era stata invitata a parlare del suo libro, che tra l'altro, aperta parentesi, è un libro molto bello, noi ne abbiamo parlato, l'abbiamo presentato con lo stesso ministro qui a Milano, è un libro che racconta la sua biografia, non è un libro politico, è un libro in cui lei racconta della sua famiglia, il padre è stato uno dei fondatori del Partito Radicale, l'educazione che lei ha avuto è stata un'educazione totalmente laica e atea, lei stessa negli anni 70 ha fatto parte dei gruppi femministi pro aborto e quindi racconta, diciamo, questa sua famiglia, accenna nel libro, ma in maniera anche molto pudica, in maniera anche molto lieve, alla sua conversione. È un libro solitamente in cui lei racconta della sua famiglia dentro il Partito Radicale, parlando del Partito Radicale, che è quel partito che ha
forgiato sostanzialmente la mentalità moderna, pur non avendo mai vinto alle elezioni. Quindi secondo me è un libro molto interessante, che i ragazzi che l'hanno contestata evidentemente non hanno letto, non gliene fregava niente di quello che c'era scritto in quel libro, gli interessava soltanto colpire il simbolo Roccella, tra l'altro con anche tesi e idee molto sconclusionate. Quindi per chi abbia l'onestà di riconoscere come si sono svolti i fatti, lei voleva parlare di un libro, non era lì a fare un comizio politico, loro l'hanno contestata politicamente e non l'hanno fatta parlare. Quindi ha ragione chi dice che questo è proprio il fascismo degli antifascisti, cioè chi non permette agli altri di esprimere le proprie opinioni. Tra l'altro, e questa è una delle cose che noi abbiamo proposto su Tempi, abbiamo intervistato l'editore di Eugenia Roccella, cioè Rubettino. Rubettino, per chi non lo sa, è un editore liberale che propone libri anche con tesi molto diverse. È un editore che ha una grandissima attenzione per tutto ciò che riguarda l'ecologia, quindi appunto questi ragazzi che tanto si lamentavano, che si riempono la bocca di ecologia, in realtà non leggono, non si informano, non sanno niente, sono ideologicamente stupidi, nel senso che ignoranti, nel senso che ignorano che cosa dicono gli altri. L'unica cosa che gli interessa è contestare con fantasie le posizioni altrui. Ad esempio contestavano alla Roccella di voler modificare la legge 194. Io credo di aver letto almeno un centinaio di interviste di Roccella che dice che questo governo non modificherà la legge 194, ma loro ovviamente questo non importa, gli importava soltanto di contestare la ministra, far dire alla ministra quello che loro avevano già in testa. Infatti quando lei poi ha cercato di interrogarli, anche molto gentilmente, molto generosamente, gli ha concesso, come dire, di esprimere la propria opinione, loro poi dopo non hanno accettato il dialogo, cioè vale soltanto quello che dicono loro. Questo appunto è il modo di fare di quelli che erano fascisti. Poi ovviamente parliamo anche di tante altre cose, vi rimando alla pagina di tempi.it, lì potete ritrovare tutto. Come al solito noi abbiamo sempre grande attenzione per quanto riguarda la vicenda dell'Armenia. Adesso pare che ci possa essere un accordo tra il Nagorno-Karabakh e l'Azerbaigian. Staremo a vedere, perché come sappiamo l'esperienza ci insegna che tante volte ci sono stati dei passi, diciamo, di riavvicinamento, ma che poi questi sono in realtà serviti a poco. Però, diciamo così, speriamo. La speranza è sempre l'ultima a morire. Vi ringrazio e vi saluto, grazie a Radio Libertà e un saluto a tutti.